Ecco amici, riprendiamo il nostro documentario che avevamo preso l'anno scorso a puntate, vedrete che ne seguiranno parecchie da ora in poi. Il vecchio documentario Top Gear in Valle dell'Olba in Salsa Ligure. E partiamo proprio da quest'auto qua, perché vi ricordate di quell'auto che era nel box che cominciavo a sistemarla? Avevamo raccontato che avevamo visto quel pezzo particolare che c'era scritto Selaio Michele, che io avrei cercato di conservare l'originalità, che il signor Michele, che non conosciamo più, ci aveva messo tutta la sua buona volontà per fare un bel elemento. Siamo andati avanti in tutto l'inverno, ci abbiamo lavorato con dedizione, con attenzione, con amore. Eccola qua, l'auto è in questo stato qua, adesso è finita, funzionante, pronta per essere mostrata al pubblico intero. Ci ha impegnato, è un'auto particolare, è un pick up per dire la verità, perché insomma è fatto così e nasce su una carrozzeria, su una meccanica Fiat 1100 del 48, è stato trasformato del 52 in questa carrozzeria qua. Non conosciamo il carrozziere, un carrozziere ignoto nel torinese, nel cuneese, ci stiamo ancora lavorando a capire qualcosa in più, però abbiamo seguito gli stilemi dell'epoca, abbiamo un po' rivisitato il cassone perché era un po' giù di cassetta, e la macchina praticamente ormai è finita. Ci siamo persi negli interni, mi sono perso negli interni in modo particolare, meccanicamente è in ordine. Ecco voi l'auto finita. La lunetta proprio sopra al parasole è quell'elemento che vedevamo che c'era scritto dietro Selaio Michele. Ecco qua l'auto portata avanti, tappezzata, gommata. Particolare, simpatica anche questa. Da buoni collezionisti cerchiamo cose un po' particolari, perché le cose comuni insomma sono comuni. Come tutte le collezioni si cercano cose un po' fuori dall'ordinario. Io mi prodigo a cercare cose strane e ne sono lieto. Ci fai vedere il motore? Eccolo qua. Qui abbiamo il vano cofano, il vano motore. Vedete, tanto spazio a disposizione. La considerazione degli spazi era ben diversa di adesso, non c'è tutto infarcito di elettronica, di centraline, di assistenza di vario genere. Qui è tutto semplice, intuitivo, per quello che ci mettiamo mano, insomma non ci sono grosse difficoltà, ci vuole un minimo di conoscenza della materia e si può andare avanti. Questo per dire che chiunque di noi si può avventurare in un restauro di una macchina, di una moto, insomma è un lavoro che si può fare e ci vuole certamente tanta pazienza e tanta buona volontà. Quella deve essere alla base di tutte le considerazioni per un restauro. Documentarsi, sapere la materia, approfondire e studiarci su.